L'isola ecologica di Fontanelle verrà spostata a breve, ma dove? Questo è l'interrogativo. Il comune intanto è invitato dalla gente del luogo a scegliere un'area che tenga conto della loro dignità. Si vuole cioè evitare di creare un'altra area tra le case, così come purtroppo si è fatto finora. Per questo motivo viene bocciata l'idea di trasferire l'isola ecologica a ridosso della ferrovia, dove 30 anni fa c'era il cantiere dell'impresa che ha realizzato le opere di urbanizzazione del quartiere. Insomma, visto che il territorio di Fontanelle è così vasto, non si comprende perché si debbano scegliere sempre aree centrali. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'isola ecologica di Fontanelle, lei è stato lì in visita non so per quale motivo. E allora noi stiamo predisponendo tutto per quanto riguarda l'avvio del nuovo appalto, ci vorrà qualche settimana per riuscire a perfezionare. Una delle cose importanti era la concessione alla ditta delle due aree, quella di Piazzale Amalfi e quella di Fontanelle, per la realizzazione dei cosiddetti centri comunali di raccolta, che saranno delle isole ecologiche però molto più attrezzate. Ci saranno tutte le modalità di conferimento di tutti i prodotti, quindi oltre alla carta, al cartone, al vetro, alla plastica, saranno anche gli oli saturi, ci saranno i RAE che sarebbero i rifiuti elettronici, ci saranno i piccoli elettrodomestici, ci saranno le cassette di legno, ci sarà gli sfalci di potatura, cioè sarà la possibilità di utilizzare al pieno questa cosa. Ci sono due stanziamenti che sono stati definiti di 150.000 euro per ognuno dei due centri, quindi sarà funzionale a tutti gli effetti. Per quanto riguarda Fontanelle stiamo definendo la possibilità di utilizzare l'area che c'è sotto il ponte, dietro l'attuale isola ecologica, sotto il ponte c'è... Ma si parla dell'area vicino al depuratore, Assessore, c'è una richiesta su questo? Io sono andato a fare un sopralluogo nell'area accanto al depuratore, è molto disagiata anche per i conferimenti, ci sono strade che sono difficili da percorrere perché sono tutte dissestate, sono strade sterrate. Lo spazio che c'è davanti al depuratore è molto esiguo rispetto a quello che dobbiamo fare noi, quindi penso che non sarà quella l'area da utilizzare. Ma neppure l'altra, siamo vicino alla scuola lo stesso e vicino alle case, non c'è un'area che tenga conto di questo? Sì, c'è quest'area che è quella dietro l'isola ecologica, cioè la strada che attraversa... Sotto la ferrovia per capirci, ma lì è abitato, è un centro abitato, pieno centro abitato? Ci sono delle distanze notevoli però rispetto a tutte quelle che abbiamo trovato sino ad ora. Cioè a Fontanelle non c'è un'area, malgrado la vastità del territorio, da non dare fastidio a nessuno? Allora, aree completamente isolate noi non ne abbiamo trovate, tenuto conto che tutto il territorio di Fontanelle è di proprietà comunale, cioè tutte le aree che non sono recindate per i palazzi, è di proprietà comunale. Se ci sono concittadini di Fontanelle che sono in grado di darmi qualche indicazione, ma il comune non ha già la possibilità di poter vedere queste cose, di fatto noi non abbiamo trovato delle aree utilizzabili. Da una parte il comune, dall'altro c'è un comitato di quartiere da poco istituito col quale potreste collaborare per capire dov'è quest'area, trovarla. Sì, questa è una buona idea, anche perché questo comitato di quartiere è costituito da persone molto equilibrate ed efficienti, e vuol dire che io da lunedì contatterò loro e faremo questa scelta insieme se riusciamo a trovarla.